inizia nel 92. Sì. Nel 93, alla fine del 93, lei unitamente a suo fratello siete stati arrestati anche su dichiarazioni di Claudio Samperi. Sì. È così, no? Sì, sì. E io ho detto di non conoscerlo per questo motivo, perché volevo arrivare al punto della casa. Dopo 15 giorni del suo arresto, del Samperi che collaborava, sono venute 2 persone da me al lavoro. 2 persone chi? Con una macchina. Uno è sceso e è salito nel piano del capannone della zona industriale dove lavoro. Il secondo è rimasto nella macchina con lo sportello a tetto e chiedeva di Cesarotti Giuseppe. Ci disse: sono io. Dice: Sarici, vengo da parte da Samperi. Se lei gli può dare, dice, le chiavi di casa, i ricevuti e il contrattino che ha fatto con Strano, e ci disse: i soldi. Dice: guarda, dice, lei glieli manda, dice, che poi fare vari soldi. Io prima che ci do questo mi deve dare i soldi, signor Samperi. Dice: gli farò avere la risposta in settimana. Se n'è andato questo signore e non si è più rivisto. Io quello della macchina non lo potrei riconoscere perché è rimasto nella macchina, ma quello che è tenuto, che ho parlato con me, qualsiasi volta che lo vedo lo conosco. Ma non sai il nome? Non so chi è. Senta, ma allora perché quando venne sentito non riferì subito questo episodio del Samperi? Tenuto conto che il Samperi aveva accusato lei, quando venne sentito dai magistrati? Ma io non l'ho detto perché pensavo che lui non diceva tutte queste fesserie, invece lui si è vendicato non dandoci queste cose. Eh sì, ma non vi aveva dato i soldi. Nelle dichiarazioni lui parla da me, dopo verso febbraio-marzo parla di me. In primo momento lui nelle prime dichiarazioni non ne ha fatte completamente del suo arresto. Eh sì, ma lei poi viene sentito alla fine del 93, quando Samperi aveva iniziato a collaborare la notte fra il 5 e il 6 gennaio del 93, lei viene arrestato il 17 dicembre del 93. Ma io non quindi, ritenevo, e fra l'altro le viene notificata un'ordinanza dove si dice che il Samperi l'accusa di determinati fatti. No, non me l'avevano detto ancora. No. Quando mi hanno interrogato. Io non vorrei sbagliare, mi scusi il Presidente, sia pubblico ministero, ma credo che l'accusa nei confronti quella riportata nell'ordinanza di custodia cautelare attiene alle dichiarazioni di Palladino. No, ci sono anche le dichiarazioni di Samperi. Io vorrei, ecco, sul punto... È proprio a pagina 236 la richiesta del pubblico ministero, l'ordinanza aveva allegato la richiesta del pubblico ministero, si fa menzione delle circostanze, addirittura dell'episodio che riguarda il maresciallo dei carabinieri di Mascalucia, quindi ci sono delle circostanze ben precise che già il Samperi aveva riferito, quindi le chiedevo come mai in quell'occasione non ha ritenuto di dover riferire questo fatto e solo a distanza di anni adesso... Pensavo che lui mi mandava i soldi. Signor Cesarotti, lei poi ha detto di aver avuto rapporti con Giuseppe Ercolano, è così? Lo conosco quello da tanti Lei anni. o i suoi fratelli avete dato ospitalità in periodi della latitanza a Giuseppe Ercolano? No. A Mangion? Nemmeno. Non abbiamo altre domande. Avvocato, su queste ultime domande del signor pubblico ministero, lei parla in prima persona di non avere dato ospitalità o ne parla per tutti i suoi fratelli? No, io parlo in prima persona per me. Quindi lei ha dato ospitalità solamente A Santa Paola. Lei ha detto che lavora alla cooperativa Da 26 anni. da 26 anni e percepisce uno stipendio normale, regolare. Io, signor Presidente, ho qui un tabulato rilasciato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale dal quale risultano gli emolumenti percepiti dal signor Cesarotti Giuseppe. Chiedo che venga acquisito
fascicolo del dibattimento. Prima della cooperativa, mi scusi avvocato, io ho da 10 anni che lavoro, 40 anni che lavoro. Cioè lei ha iniziato a lavorare quando aveva 10 Da anni? quando avevo 10 anni, a fare il gazzone nella salumeria. Sì. Poi sono andato a lavorare da Giovanni Vecchio nell'imbottigliamento del vino, in via Conte Ruggero, dove finisce la strada vicino a via Lotte Bianchi. Dopo sono andato a lavorare da Michele Spina nella Grumaia a 14 anni per guadagnare qualche 1000 lire in più alla settimana. Dopo altri magazzini di arance, allora c'era il lavoro della Grumaia, fino al punto che mi sono preso la patente e ho fatto l'autista. Ho capito. E non so, signor pubblico ministero, se non le dispiace. Dove ci sono 32 anni di contributi versati. Le prime le ho avute a 16-17 anni. Quando lei parla di quella settimana in cui ha dato ospitalità, lei viveva nella stessa casa? Di Santa Paola sì, Lei ha parlato di meno di una settimana? di meno di una settimana. E quando andò via da casa sua lei ha detto di non averlo più visto? Non l'ho visto più. Perché ha dato ospitalità a Santa Paola? Ma io l'ho fatto con amore, diciamo, dell'amicizia, senza nessuna di niente in particolare. Ma lei intendeva dare così l'ospitalità quindi solamente a persone che era a lei legate d'amicizia? All'amico di giovane. Ho capito. Un attimo, signor Presidente. No, non c'è. Qual è il credito che lei vanta nei confronti di Sampieri Claudio? Quand'è? Il credito che lei, cioè quanto ha dato, quanto deve il signor Sampieri a lei per l'acquisto di quella casa? Qualche 93 milioni, mi sembra. 93, 94, perché poi non ho saputo se mio fratello ha dato qualcosa. Poco fa il signor pubblico ministero le ha detto, le ha contestato che il test strano avrebbe detto cosa diversa da quella che lei sta dicendo qui oggi. Lei ha detto per un verso ha detto la verità, per altro verso ha detto bugia. Dov'è che ha detto la verità e dove ha detto la bugia? La verità è quella che ci ha fatto incontrare, che ci ha dato l'appuntamento, che noi non l'avevamo mai visto prima da allora. Non visto di parlare, perché di vederlo lo vedevamo perché si frequentava Mascalucia, perché abitava a Mascalucia. Sì. Ma di salutarci e di parlare Dove ha detto la bugia? sugli soldi e come lui gliel'ha dati, perché quando il pubblico ministero ha chiesto, no, lei avvocato gli ha fatto la domanda se lui aveva dato soldi all'avvocato Guarnera, lui ha detto di no. Invece quando è venuto il capitano Speranza, Sì? a richiesta di lei, quando ha detto al capitano Speranza se conosceva questo strano Francesco, Sì? il capitano Speranza ha detto che non si ricordava in primo momento, poi ha guardato negli ingattamenti e ha visto che c'era questo nome strano Mario e ha detto l'avvocato, il capitano ha detto che ha fatto incontrare questo strano con l'avvocato Guarnera che gli dava dei soldi che ci teneva a Sampere. Quando Francesco strano qua questo non l'ha detto. Ho capito. Quindi in ogni caso i soldi che avete dato per l'acquisto di questo appartamento non vi sono più stati restituiti? No. E lei sa alla fine che ha fatto questo appartamento? Io mi trovavo a Piazza Lanza Sì? e ho saputo che c'era una persona arrestata a Piazza Lanza, dove questa persona era quello di questa casa e lo raccontava. Che vuol dire quello di questa casa? Il proprietario di questa casa, un certo Chiseri, che poi era il costruttore, Sì. e diceva che si aveva ripreso la casa di Sampere e ci aveva dato 100 milioni. Quindi Sampere avrebbe venduto 2 volte lo stesso immobile? Io l'ho saputo in Piazza Lanza.
Ho capito. Chiedo scusa, avvocato, questa è un'affermazione sua. È un'affermazione di seguito all'esame. Avrebbe venduto 2 volte lo stesso immobile? Era un preliminare il primo. 96 milioni e la casa poi l'ha venduto al costruttore, è chiaro che l'ha venduto 2 volte. Ripeto, sarà una mia non è supposizione, ma credo che come dire, le conclusioni. E l'ha trattato l'avvocato Guarnera con questo signore. Va bene, signor Presidente, lei ha mai avuto dei fermi nella sua vita? Mai con nessuno. Mai con nessuno? Mai ho avuto un fermo con nessuno. La sua attività lavorativa nella giornata come si svolge? Come si svolgeva? Dalla mattina alle 7:15, io 7:15 partivo da casa, alle 7:30 ero alla zona industriale. Lei partiva da casa da Mascalucia? Da Mascalucia. Alle 7:30 andavo al lavoro, sì, e staccavo alle 5:30 si stacca del lavoro. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Prego. E quindi il momento, lei rientrava a casa quando? Ma come salivo del lavoro sempre ci vedevamo con i miei fratelli per parlare sempre del lavoro, qualcosa per dire di capito. Lei voleva aggiungere che cosa? Io non ho portato nessun testimone qua che a citare delle persone, in quanto mi vergognavo anche a farle venire, ma io potevo citare non decine o centinaia, migliaia di persone dove io sono nel lavoro, che mi vedevano tutti i giorni, ferrovieri, funzionari delle ferrovie e la polvere della polizia ferroviaria. Quando arrivavano dei vagoni in normalità significa che erano spiombati, allo scarico di questi vagoni c'era presente sempre uno della polizia ferroviaria, un ferroviere, e noi che scaricavamo queste merci. E i verbali sono firmati tutti. Ho capito, quindi tutti i giorni mi vedevano al lavoro. Bene. Possono fare indagini su questo. Io ho finito, signor Presidente, produco la certificazione di cui poc'anzi parlavo. Sulla casa che dicono che hanno entrato i collaboranti, tutti quelli che sono venuti, ci sono delle foto e nessuno sa indicare com'è l'ingresso della mia casa. A casa mia non è entrato mai nessuno di queste persone. Si può accomodare, signor Cesarotti. Ha finito, avvocato Cavaliere? Sì, si può accomodare. Il prossimo che si occupa all'esame? Guardo. Signor Presidente, scusi, avvocato commissario, per informare che i fratelli Mascali e il delicato Fortunato non intendono sottoporsi all'esame. Con gli occhiali devo vedere meglio del dopo. Presidente, io volevo comunicarle che Tuccio è arrivato in aula. Poi le volevo dare un attimo questo elenco che avevamo cominciato a fare. Ci sono alcune cose da controllare, non so se le può essere utile oggi per l'ordine degli avvocati. Abbiamo fatto in anno... È in delicato Fortunato, vero avvocato? Che si abbatte. Sì, è completo, ci sono soltanto 2 punti, cioè dire questi 2 non siamo riusciti a sapere perché probabilmente non fanno parte del foro di Catania. No, ma via no. È vitale, l'anno di iscrizione quindi non... E poi ci sono alcuni che abbiamo il dubbio perché ce ne sono state delle modifiche, quindi c'è questa voce controllare. Vabbè. Dico, eventualmente. Io dottoressa? Scusi. Alla sospensione prima che ce ne andiamo mi ricordo, si chiama Tuccio, sì, mi scordo un'altra volta. Buongiorno, l'imputato? Guardo Francesco. Guardo Francesco, intende sottoporsi all'esame, signor Guardo? Allora il pubblico ministero può procedere. Signor Guardo, che attività lavorativa svolgeva? Gli ultimi anni, gli ultimi 5 anni avevo un immobiliare.
Una società immobiliare. Quindi lei quando è stato arrestato? Io sono stato arrestato il 21 luglio del 1993. 93. Si è reso irreperibile per... No, sono stato arrestato in una perquisizione, ho subito un processo per detenzione di armi. In che periodo? Ho detto nel luglio? Luglio 1993, 21 luglio. 21 luglio. E per quanto riguarda invece il processo attuale? Mi è stato notificato un provvedimento al carcere di Trapani. Al carcere di Trapani, ho capito. Senta, quindi faceva l'attività, aveva un immobiliare gli ultimi 5 anni prima? Gli ultimi 5 anni della mia vita esterna. Prima cosa faceva invece? Per 15 anni ho fatto l'autotrasportatore. Cioè in che senso? Aveva un'agenzia? Avevo degli autotreni miei di proprietà. Quanti autotreni aveva? Ma ne ho avuti anche 8, sono arrivato ad averne. Quando è iniziato l'attività di autotrasporto? 74. 74. Senta, lei ha posseduto una barca? Sì. E che tipo di barca era? Una barca in legno, un compensato marino. Compensato marino. Compensato marino. Quanti metri era questa barca? 9,20. E quando l'ha acquistata? Ma credo nel 90, 1990 credo. Nel 90. 90-91, non sono sicuro. Che motore aveva? Aveva 2 motori Perkins, però guasti. Io l'ho comprata con i motori guasti. Difatti l'ho comprata l'alto è 4 milioni, o 3 milioni o 4 milioni. Senta, e dove era ormeggiata? Dove la teneva questa barca? Al porto di Catania. Al porto di Catania. Lei dove abitava? Mascalucia. Era una casa in appartamento? No, una villetta. Una villetta. Non abitavo veramente a Mascalucia, ci andavo di tanto in tanto. Dove abitava solitamente? Ma ho abitato a Stazzo dove mi hanno arrestato, in un'altra casa, alla Citrezza. Senta, lei Samperi Severino Claudio l'ha conosciuto? Sì, di vista. Quando? Ma li vedevo là a Mascalucia, perché il mio ufficio era ubicato a 100 metri dal tandem, dal bar tandem, a 100 metri in linea d'aria, in Corso San Vito. Cioè, automaticamente. Senta, lei ha soprannomi? No, l'ho preso qua che c'ho un soprannome. Anzi, nell'ordinanza di custodia cautelare. Senta, ma il Samperi lei lo conosceva soltanto di vista oppure Di vista, io non ha avuto mai modo di parlare? Li vedevo là al bar, che stazionavano là al bar tandem ogni tanto. Con chi? Ma con altre persone, tipo Grancagnolo. Grancagnolo invece lo conosceva? No. No. Quindi poi l'ha saputo dopo che si chiamavano così? No, li conoscevo, si conoscono là le persone. Ah, si conoscono. Abitando in un piccolo paese si sa chi sono le persone. Lei quindi sa che il Samperi l'ha indicato con questo soprannome, con... Me l'ho preso adesso. Sente, ma il Samperi ha anche indicato di questa villetta che lei aveva a Mascalucia, dell'imbarcazione al porto di Catania. Come sapeva queste cose sul suo conto? Lo sapevano a Mascalucia che abitavo là io, perché ero persona molto conosciuta a Mascalucia. E della barca? Della barca ce l'aveva il signor Franco Strano, un'altra barca dove l'avevo ormeggiata io. Io sono un amico del signor Franco Strano, perché facevamo lo stesso lavoro. Franco Strano chi? Quello delle case, quello che è venuto qua a testimoniare. Quello delle case. Sente, perché lei era molto noto a Mascalucia? Prego? Perché lei era molto noto a Mascalucia? Perché facevo un lavoro quasi pubblico. Faceva? Un lavoro quasi pubblico. Vendevo case, Questa è l'agenzia. dove c'avevo a fare. Senta, Ercolano Sebastiano lei lo conosce? Mai conosciuto.
Sciuto Sebastiano? Sciuto? Sì, L'ho conosciuto qua in carcere. in carcere. Prima non lo conosceva? L'ho conosciuto in Piazza Lanza, anzi, addirittura. Non l'ha conosciuto magari con un soprannome, Nuccio Coscia? No. Piero Puglisi? Di persona no, ma di nome sì, perché era una di quelle persone che stazionavano a Mascalucia. Stazionavano dove? Al bar, al rifornimento, erano sempre là messi. Quale bar? Bar Tandem. Bar Tandem. Scavo Giuseppe? L'ho conosciuto per modo di dire in carcere, ma non ho avuto mai nessun rapporto di scambio nemmeno di parole. L'ha detto anche lui qua quando è venuto a testimoniare. Lei aveva detto appunto quando era stato sentito il 14 gennaio del 1994, ha detto non conosco alcuna persona che porti il cognome Scavo. Non mi è stato chiesto, signor Pubblico Ministero, mi consenta. Lo trovo verbalizzato. Io l'ho rilevato questo nome Scavo nel momento in cui è venuto qua a collaborare, perché eravamo in Piazza Lanza assieme. Capito, ho capito. Aperisanto? Nemmeno, Fiorito Salvatore? non lo conosco. Come si chiama di nome? Un certo Turibasetta? L'ho conosciuto qua in galera perché siamo di fronte a distanza adesso. Salvatore? Massimino Salvatore? Sì, Quando l'ha conosciuto? Massimino Salvatore l'ho conosciuto intorno all'88-89 e lui era, non lo so, in semilibertà o un affidamento, non lo so, lavorava, era uscito dal carcere e lavorava in una boutique del cognato del signor Strano Francesco. Aveva l'obbligo di ritirarsi, io l'ho conosciuto in questa boutique dove io acquistavo degli indumenti. Che anno era? 89, non mi ricordo bene se era 88-89, una cosa del genere. Senta, Avola Maurizio? Non lo conosco, tranne che l'ho conosciuto a Piazza Lanza, ma come dice lui ci conoscevamo di vista perché ci siamo conosciuti là. Lei quindi con Grancagnolo e Samperi sostanzialmente non vi ha mai parlato, cioè li ha visti Ma solo... sì, abbiamo scambiato qualche parola al bar, si prende al bar, buongiorno, buonasera e basta. Sempre al Bar Tandem. A Bar Tandem, sì. Le persone in questione riferiscono addirittura di aver acquistato stupefacente da lei proprio al Bar Tandem. Sì, lo so. Questo lo sa. Senta... Posso dire una cosa a proposito? Sì. Il Bar Tandem, che è noto un po' a tutti, anche nel paese dove io abitavo, era un bar per questa sua peculiarità e per questi personaggi che ci gravitavano, che era sottoposto 24 ore su 24 ore a controllo di polizia. E non credo che si può vendere droga in un bar dove si è sottoposto a controlli. Grazioso Giuseppe l'ha conosciuto? No, Ne ha sentito parlare? sì, al paese Mascalucia. In che senso ne ha sentito parlare? Guardi, in un paese si conoscono le persone, bene o male, anche se non si ha da fare con le persone. Non è che si vive sulla Luna, ma vivendo sulla Terra si conoscono. E silenzio in aula, per favore. Ne sono così. Senta, lei ha figli? Sì, Quanti? 2. I nomi li può indicare? Michele e Loredana. Michele ha avuto problemi con la giustizia? No, Michele ha avuto un problema con la giustizia nel momento in cui vengo arrestato io, nel luglio del 1993.
E in che senso? Che il Presidente poi l'ha assolto, perché sono stato giudicato dal signor Presidente. Mio figlio è stato chiamato, quando mi hanno arrestato a me, è stato chiamato dai carabinieri di andare a ritirare i miei indumenti personali a Stazzo, perché io avevo separato da mia moglie. Nel momento in cui mio figlio arriva a Stazzo, viene arrestato perché a Stazzo, nella stessa casa dove la mattina avevano fatto la perquisizione e non avevano trovato solo una pistola, hanno trovato dei fucili e altro materiale. Io sono stato condannato per questo reato, mio figlio è stato arrestato per 24 ore. 24 ore il giudice l'ha messo fuori, perché chiaramente in quel momento, se il giudice veniva a dirmi un sorbeggibile atomico è tuo, io dicevo di sì. Chiudendo questa parentesi, mio figlio è stato scarcerato, la signora che è stata arrestata con me è stata rimessa in libertà dopo 40 giorni perché non c'entrava. Chiaramente ha fatto 40 giorni, era una persona separata anche lei. Dopodiché mi sto facendo 5 anni. E la condanna è già passata in giudicato? Sono passato subito in definitivo, signor Pubblico Ministero, perché per un disguido tecnico, che non voglio nemmeno dire, sono andato subito in definitivo. Non ho avuto nemmeno la possibilità di avere un processo d'appello. Non che poteva cambiare qualcosa, ma almeno spiegare quello che non ho spiegato in primo grado, che io ero una persona che ho avuto un portogammi per 15 anni quasi. Sì, ho fatto reato grave, ho acquisto di armi illegali, però... Ma lei ha ammesso le sue responsabilità? Certo, che erano mie le armi. Che armi erano? Era una pistola e 2 fucili. Erano con matricole regolari? Una sola, la pistola, le altre no. Era con matricola Brasa la pistola? Una pistola. Che pistola era? Una calibro 9. Poi mi sono state sequestrate anche le armi che avevo a casa detenute legalmente, perché Portogammi mi è stato ritirato perché la questura ha ritenuto che la mia denuncia dei redditi nell'86 mi pare era di poca cosa e non ha ritenuto di tenermi in portata, ma le armi me le hanno lasciate fino a luglio del 1993, giorno in cui mi hanno arrestato, e si trattava anche di armi abbastanza pericolose che non hanno mai offeso nessuno, non sono mai state usate impropriamente, né une né le altre. Senta, e le altre armi che erano detenute in questo appartamento quali erano? Era un fucile a pompa e 2 pistole regolarmente denunziate. E il fucile a pompa come se l'era procurato? L'avevo comprato. Da chi? Dall'armiere, quelle detenute legalmente stiamo parlando. Dico, delle armi trovate presso quell'abitazione di Stazzo, mi pare. Ma sono stato giudicato. Sì, no, io sto scontando 5 anni. Credo che, insomma, penso che sia un capitolo chiuso della mia vita, anche se da quel momento ho cominciato a... Senta, signor Guardo. Prego. Allora a Stazzo vi era un'arma, una calibro 9 con matricola Brasa, poi c'erano 2 fucili. 2 fucili di cui uno a pompa o tutte e 2 a pompa? Tutte e 2 a pompa. E dove erano messi queste armi? Erano custoditi dentro la casa. Ma dove esattamente? Io credo che uno era nell'armadio, mi pare, o erano nell'armadio tutte e 2. E da quanto tempo le aveva posate lì quelle armi? Da quanto tempo? Come mai le aveva posate lì quelle armi, dico? Ma avevo fatto un acquisto illegale, non sbaglio. E la pistola pure, non ricorda da chi l'ha fatto l'acquisto? Assieme. Non ricorda da chi l'ha fatto l'acquisto? Assieme ai fucili. Sì, ma da chi? Da chi? Da chi? Come? E a lei perché servivano queste armi? Per niente, perché mi piacciono. Sì, ma lei che altre armi deteneva legalmente invece? Legalmente avevo una calibro 38, una 765 e un fucile a pompa.
legalmente. E lei l'aveva visto che la calibro 9 era con matricola Brasa? Sì. Signor Presidente, ma c'è una sentenza passata in cosa giudicata e hanno fatto ritornare un po'. L'imputato, avvocato, l'imputato ha Sì, sì, facoltà posso di non rispondere alle domande, se ritiene anche che avvalersi No, non posso rispondere. di rispondere. Non c'è materia di opposizione, voglio dire. Quell'appartamento da quando l'aveva lei? Quale? Quello dove sono state trovate le armi? Ma circa un anno. Abbiamo finito per il momento, Presidente. Avvocato Papalia? Sì. Signor Guardo, si è parlato di questa sua vicenda giudiziaria, questa delle armi. La prima che ho avuto. Prima di questa vicenda giudiziaria, lei ha mai avuto problemi con la giustizia? No, mai. Lei quanti anni ha? 45 anni. 47. 46. Scusi. Quindi il suo impatto con la giustizia avviene A 45 anni. Lei poco fa ha detto che ha svolto attività immobiliari, attività di Sì. intermediazione immobiliare. Sì. C'è uno statuto che lo dovrebbe avere lei della società. Ha uno statuto? Ce l'ha lei. Assieme a mio figlio. Quindi era lei in società con suo figlio? Sì. Un attimo, Presidente. Io, signor Presidente, desidero produrre lo statuto della società se non ha niente in contrario al pubblico ministero. Fra non poco lo. Quindi lei ha avuto la società con suo figlio, ha avuto anche società con persone diverse da suo figlio? No. Lei sa che cosa i collaboranti hanno detto di lei? Sì. Si dà una spiegazione del perché il signor Samperi e il signor Grancagnolo hanno parlato di lei? Non ne ho idea, avvocato. Quando hanno iniziato a parlare di lei? Hanno iniziato dopo il mio arresto, perché da come ho potuto leggere anche dall'ordinanza di custodia cautelare, il signor Sampieri e il signor Grancagnolo mi nominano come un presunto costruttore. Io invece trattavo, vendevo case, acquistavo terreni, non costruivo. Mi conoscono perché sono persona conosciuta, magari non mi conoscono personalmente tramite di altre persone. A ottobre del Momento, queste dichiarazioni di quando sono? Di quale epoca sono? Dal gennaio, leggendo l'ordinanza di custodia cautelare, nel gennaio del 93, il signor Sampieri dice che io sono in società con Sebastiano Ercolano, Sì. nella costruzione, e non parla né di droga né di altro. Sì. Il signor Grancagnolo a febbraio, sempre nelle dichiarazioni che ho potuto leggere io, dice la stessa cosa, sempre di una mia presunta attività lavorativa, e a ottobre tutte e due in contemporanea dichiarano che io sono un fornitore di droga. E tra febbraio, quindi prime dichiarazioni, e ottobre? Nessuna dichiarazione se non dopo il mio avvenuto arresto. Mi scusi, che il signor Sampieri, perché io il processo l'ho seguito tutto, il signor Sampieri dichiara che mi ha visto nel giornale
quando mi hanno arrestato a me, perché c'era anche mio figlio nel giornale scritto, ed è stato l'unico che ha detto che io mandavo a mio figlio a ritirare i soldi per la droga, questo signore. Ho capito, quindi è apparsa la sua foto sul La mia giornale. foto è apparsa nel giornale assieme a me e quella signora che hanno arrestato. E dopo questo lei è stato accusato? Dopo questo io sono stato accusato di essere un fornitore di droga. Lei ha mai trattato droga? No, mai. Intendo dire per conto di altri o per conto suo? No. Lei poc'anzi ha detto che era separato da sua moglie? Sì. Quando si è separato dalla signora? Ma legalmente ancora no, perché avevamo i figli da crescere, quasi dall'87, 88 e insomma i nostri rapporti sono lontani, solo per la questione dei ragazzi che quasi ci hanno imposto di stare assieme. Nel 92 o 93 mia moglie avevamo deciso di farlo legalmente, ma poi è avvenuto questo mio arresto e chiaramente... Di tutti i collaboranti che sono venuti qui, sono stati sentiti e che hanno parlato di lei, qualcuno di questi è mai venuto a casa sua? Ma io non credo che queste, perché non c'era motivo di venire a casa mia se la loro conoscenza nei miei confronti fosse veritiera, perché io ho un ufficio a 200 metri dal tandem e non credo che queste persone potevano frequentare casa mia, se siamo incompatibili completamente. Che lei ricordi Oltretutto io a casa a Mascalucia, e questo se si possono fare delle indagini sono state fatte, io ci andavo di tanto in tanto, perciò dare appuntamento a casa mia per cercarmi mi sembra un'utopia. Sua Guerra, lei è ricco? Prego? Dico, lei ha denaro, è ricco, è persona benestante? Io dopo una vita che ho lavorato ho una casa, una macchina che mi è stata rubata 4 mesi fa in uso a mia moglie e non era assicurata, precisiamo, e un'altra macchina che mio figlio ha venduto 19 milioni mi pare. Questi sono tutti i miei averi, ma credo che si stanno facendo delle indagini, ho saputo, Ho capito. e chiaramente emergono queste cose. Ma lei ha fatto qualcosa per, non so, lei poc'anzi ha detto non riesco a spiegarmi il motivo per cui queste persone parlano di me in questo senso. Ma credo che questo sia un mondo fatto di odi, questo mondo che appartenevano queste persone, per come ho potuto constatare io. Ma perché odio nei suoi... Ma di subcultura, non credo, non mi do io nessuna spiegazione. Senta, ad esempio prendiamo il collaborante, le dichiarazioni del collaborante Scuto Rosario. Dove l'ha conosciuto lei? Al carcere di Piazza Lanza. Al carcere di Piazza Lanza in che occasione? Sono stato arrestato io il 21 luglio, come le ho detto prima. Sì. Questo signore dichiara, dice che io insomma ero amico di Ercolano e mi ha fatto mettere nella stanza. È falso, perché io quando sono stato arrestato è in uso al carcere di Piazza Lanza, non so se ancora è in uso, di chiedere se ci sono le varie appartenenze, non lo so di che cosa si trattano queste appartenenze. A mia risposta negativa, a me mettetemi dove volete, mi hanno messo alla 34, alla stanza 34, al primo piano, una stanza affollatissima, io in carcere non c'ero stato mai,
c'erano 12 o 13 persone. A distanza di una quindicina di giorni ho chiesto al preposto, al brigadiere, di farmi cambiare, perché insomma, a prescindere che ho avuto un processo per direttissima e subito, era il mese d'agosto, venivo a processo, abbiamo fatto 6-7 udienze e mi hanno messo alla 53, al secondo piano, che c'erano meno gente, e lì ho conosciuto il signor Scudo Rosario, che dice, questo signore, che ha assistito anche al mio processo, perché chiaramente un compagno di stanza sa di che cosa si è imputati, perché ti stanno processando, che condanna prende, perché quando ho preso la condanna al 30 agosto io ero nella stanza, ero imputato per armi. Questo signore spunta quando è venuto qua, dice ero imputato per droga. La stessa cosa dice il signor Scavo, che è un detenuto dalla stessa stanza, dice che io trafficavo in droga. Non si spiega che questo signore, come lui ha dichiarato qua, che dice che era con il signor Grangagnolo che spacciavano droga assieme dall'88 al 92, a me non mi conosce, ma ha conosciuto in carcere, magari per sentito dire. E come il signor Maurizio Aola, che insomma per come dice, per come dicono, è un personaggio eccellente di questa, se esiste, non lo so, questa organizzazione, mi ha conosciuto in carcere. Insomma, sono un fornitore di droga uscito all'improvviso. Da quale cartello sono uscito se non sono conosciuto da questi personaggi? Sono conosciuto solo da 4 che abitavano a Mascalucia. Ho capito. Io avrei finito. Tramite, voglio precisare questo, il signor Massimino, perché tutte e 4, il signor Rocco Di Paola, che, ripeto, ce l'ho tutto in mente perché ho seguito tutto il processo, il signor Gambria, il signor Samberi, il signor Grangagnolo, che hanno avuto, che io dicono che sono loro fornitori di droga, dicono loro che appartengono allo stesso gruppo, tutte e 4, escluso il Rocco Di Paola, che non l'avevo mai visto in vita mia, ma il signor Gambria lo vedevo anche a Mascalucia, diceva che abita anche a Mascalucia. Mi sono stato presentato dal signor Massimino Salvatore, ma insomma, se io sono vicino al signor Colano Sebastiano, come dicono questi, c'era bisogno che mi presentava il signor Massimino Salvatore e tutti che mi hanno conosciuto in una bisca clandestina che io non ho mai frequentato. Il Massimino lo conosco. Per me basta così. E produco... Scusi un attimo, magari farlo. Senta, nell'appartamento di Stazzo fu trovata della sostanza stupefacente? Io quando mi hanno fatto la mia perquisizione mi è stata trovata la pistola. Si tratta di un monovano, signor Pubblico Ministero. Quella casa, l'unico che non aveva le chiavi era mio figlio. Dico questo perché quella casa era frequentata anche da altra gente. L'unico che non aveva la chiave era mio figlio, che ha dovuto rompere la porta per entrare. Credo che risulti dai verbali, quando l'hanno mandato a chiamare i carabinieri per ritirare gli effetti personali. È stata trovata, poi mi hanno detto, una sostanza che poi non è risultata quello che praticamente si pensava che era. Cioè che sostanza le avevano detto che era stata da taglio, sostanza da taglio? Sì. E cioè non è risultato? Sì, ma guardi, signor Pubblico Ministero, mi creda, se veniva qualcuno e mi diceva questo sommergibile atomico è tuo, io dicevo di sì. Sì, mi consenta, signor Guardo. Ma allora non ho capito bene, fu trovata sostanza a taglio o fu trovato anche sostanza stupefacente? Questa sostanza che
per giunta, se io non richiedevo le analisi, perché io ero sicuro che non avevo sostanze stupefacenti, non detenevo sostanze stupefacenti, e ho chiesto le analisi, si era andata alla sentenza anche con imputazione per droga. Senta una cosa, ma questa sostanza lei ha ammesso che era sua? Ho ammesso che era mio, tutto quello che c'era in quella casa ho detto che era mio. E di questa sostanza a taglio lei che cosa ne faceva? Non ne ho idea, ho detto che era mia e basta. Io mi sono accollato tutto quello che c'era in quella casa. Sì, ma che sostanza era, signor Guardi? Non lo so, era una sostanza da taglio, non lo so delle analisi che risultati, signor Pubblico Ministero, hanno dato. Sì, ma lei che se ne faceva di questa cosa? Ma io niente. Ho capito. Che tutto quello che gli hanno chiesto... Sì, ho capito, avvocato. Senta, signor Guardo, vicino la casa sua di Mascalucia, di fronte, di lato, vi è qualche pizzeria? Pizzeria? Pizzeria, locale, ristorante? La Grotta del Gallo. Grotta del Gallo. Sì. Lei ha conosciuto il signor Cannavò Sebastiano? Sì. Quando l'ha conosciuto? Circa lui e il fratello Francesco nel 1975, quando io ho iniziato la mia attività in proprio, perché prima facevo l'autista per conto d'altri. Avevano un'agenzia in via Luigi Struzzo. Di che cosa? Di trasporti. Di trasporti. E lei sa se è vivo il signor Cannavò? No, è morto. È morto. Lei sa come è morto? L'hanno ammazzato. Ecco, ricorda l'epoca in cui... No, l'epoca non glielo so dire, mi sembra che qua i collaboranti hanno detto 88-89. 90 hanno detto anche. 88-89, dottore Bertone, non... E che tipo di rapporti aveva lei con questo signor Cannavò Sebastiano? Ma come tutti gli autotrasportatori, abbiamo avuto anche un ufficio attivo assieme con il signor Cannavò, in via Archimede alla stazione. Ecco, ma perché? Per ragioni del suo lavoro? Per ragioni di autotrasporti, e questo si tratta nel 1979 fino all'81. Ecco, mi faccia capire, lei che attività svolge? L'ha già detto, vuole ripetere un attimo? Svolgeva? Autotrasportatori fino al 1986. E quindi aveva rapporti soltanto... Del lavoro, in combinazione lavorativa. Ecco, lei avevamo un ufficio che dividevamo assieme. Ecco, lei sa quale attività oltre questa, se il Cannavò oltre questa attività svolgeva altre attività? Io con il signor Cannavò nell'82 lui ha dismesso di fare i trasporti. Addirittura mi ha venduto, che dovrebbe risultare, 2 autotreni, e lui è partito, è andato a Milano. È andato a vivere a Milano, per quello che risulta a me. Il signor Cannavò. Sebastiano. Il Sebastiano Ercovano. Quando Cannavò. Lapsus. Quando è andato a Milano il signor... Ma lui mi ha venduto gli automezzi nell'82 o 83, dottor Bettoni. Quando è andato a Milano? 82. Ma subito è partito perché ha dismesso l'attività, ha chiuso l'attività di autotrasportatore. E lei ha mantenuto rapporti col fratello, con Francesco? No, il fratello aveva l'agenzia per conto suo, Francesco parliamo. Aveva l'agenzia sempre per conto suo, mi sembra nella piazza della stazione. Lei sa se il signor Cannavò Sebastiano spacciava droga? No, non lo so, l'ho appreso da questo processo. Anzi, addirittura l'ho appreso che è stato arrestato il signor Cannavò per droga. È stato arrestato e poi io l'ho rivisto a Mascalucia, che ci siamo salutati, e lui era uscito di galera, che aveva comprato una casa di fronte al bar Tandem. Anche lui, insomma, in quella zona lì. Di fronte al bar Tandem, mi diceva abito qua. E lei accennava al fatto che è stato arrestato per...
È stato arrestato il Cannavò. Non lo so, guarda. E lei dove l'ha saputo? Dal giornale. Dal giornale. E non C'è ricorda... una persona che tu conosci. Ecco, appunto. E non ricorda nient'altro di questo arresto per droga? No, non mi credo, no. E lei è andato mai a trovarlo a Milano? No. Non è mai stato in Lombardia no, lei? Il mio lavoro era qua. Ecco, ma le sto chiedendo, è mai stato lei in Lombardia? In Lombardia sì, tantissime volte. In che periodo? Ma dal 1975 in poi. E per quale motivo andava? Ma per lavoro. Sempre per l'attività di autotrasporto? Dottore Bertone, io conosco persone nell'ambito dei trasporti dalle Alpi a Trapani. Quindi conoscerà anche gli Ercolano, suppongo? Certo. Giuseppe. E quindi lei andava in Lombardia e rientrava per ragioni di... No, io ho smesso nel momento in cui ho avuto l'ufficio e avevo più autotreni, avevo gli autisti. Quindi, ho smesso di viaggiare, ecco, io ho viaggiato per 5 anni, dal 75 al 79. Ha 80. viaggiato, e poi invece viaggiavano i suoi autisti? I miei autisti, sì. E lei ha avuto comunque occasione di ritornare in Lombardia, a prescindere dal fatto che guidasse gli autotreni? Ma credo che qualche volta per incassare dei soldi io sono stato anche in Lombardia, come in Veneto, come in Emilia Romagna. In Piemonte c'è stato? In Piemonte no, credo di no. A Torino c'è stato? No, a Parma avevamo una ditta di compensati. Ecco, lei ha detto che conosce Giuseppe Ercolano, Sì. Conosce altri Ercolano che si occupano sempre di autotrasporti a Torino? Ma c'è il fratello che si occupa di trasporti qua a Catania. E a Torino? Non lo so se è a Torino anche. A Catania sì. Come si chiama il fratello? Giovanni. Lei conosce Dino Cammisa? No. Caudullo Giuseppe lo Sì. conosce? Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto io in una pizzeria che lui lavorava a Nicolosi, dal signor Pippo Carini, che poi è diventato cilindro panoramico. Questo signore è venuto 2 volte perché io frequentavo molto questa pizzeria, essendo vicino di casa, era vicino di casa dove abitavo. E sono stato tante volte, ho preso anche amicizia con il signor Pippo Carini e lavorava, questo Pippo Caudullo, lavorava là, serviva i tavoli e mi ha chiesto se io conoscevo qualche costruttore, che lui era rappresentante di materiale edile, mattonelle e cose varie. È venuto 2 volte a trovarmi a casa mia, quale io mi sono arrabbiato, ci ho detto senti tu qua a casa mia non c'è motivo di venire perché ho un ufficio in Corso San Vito, vieni là. È finito qua il nostro rapporto, io poi non mi ho fatto vendere niente e questo qua dice addirittura che veniva e mi trovava con i pacchettini della droga che io preparavo per distribuire. Questa è la mia conoscenza con il signor Caudullo. E l'ultima volta che l'ha visto quando è stato? Ma non mi ricordo, l'avevo visto quando mi ha offerto questa situazione di mattonelle, di cose varie, poi non l'ho rivista e mi sembra che l'ho vista al bar Tandem l'ultima volta. Va bene, non ci sono altre domande. Io, se non mi dispiace Presidente, dimenticavo di chiedere, signor Guardo, lei ha avuto mai fermi? No. Guardi, ho viaggiato la vita, sono stato tante volte controllato dalla polizia. Polizia stradale? Polizia stradale, cioè la vita che viaggio. Lei poco fa, a domanda del pubblico ministero, ha detto che quando lei è stato arrestato in quell'abitazione di Stazio fu rinvenuta una pistola. Sì. E lei venne arrestato. Sì. Poi lei ha riferito, successivamente al mio arresto, Sì. sono state rinvenute altre armi.
tutto quello che è stato rinvenuto me lo sono accollato io. Un attimo. Quella sostanza che era bicarbonato, non so cosa fosse... è risultato un materiale d'aglio per tagliare. Il risultato Cioè, avvocato, era bicarbonato, chiedo scusa, perché? Era bicarbonato, avvocato? No, non lo so se era bicarbonato. Non ricordo cosa fosse. E allora non diciamo... No, è risultato un materiale di taglio. Quella sostanza fu rinvenuta contestualmente al suo arresto? No, la sera, quando è andato mio figlio. Nel momento in cui mio figlio rompe la finestra, entra, i carabinieri lo trovano con la valigia in mano, con i miei indumenti, fanno una perquisizione, per come hanno riferito, e trovano questa sostanza e questo fucile. Signor Guardo, ritornando a quell'abitazione di Stazzo, quant'era grande? Quant'è grande? Un monovano. Un monovano? Sì. E quando lei è stato arrestato, che è stata rinvenuta la pistola, Sì. non è stata fatta la perquisizione? A tappeto. Ho finito, Presidente. Altre domande? Cioè, cosa vuol dire a tappeto, chiedo scusa? L'hanno perquisito, 5 carabinieri sono venuti a perquisire, hanno perquisito tutto, signor Pubblico Ministero. Sì, dico, ma le armi, le altre che hanno trovato dopo, lei se le ha accollate? Io ho detto che sono miei, Sono sto sue. pagando la mia colpa. Si può accomodare, signor Guardo. Grazie. Comunico, signor Presidente, che il mio assistito Morales Francesco intende avvalersi della facoltà di non rispondere. Presidente Tomaselli. Anche dire il mondo Natale fa sapere che si parla della facoltà di non rispondere. Dirò povero Morales. Presidente, chiedo scusa, dovendomi allontanare mezz'ora prima della solita sospensione, posso avere la cortesia eventualmente, dovesse esserci questi programmi, di sentire il signor Molgeri nel primo pomeriggio? Perché mezz'ora Penso che non ci sono difficoltà. E allora, avvocato Sambataro, vuole procedere subito oppure che vuole fare? Presidente, abbiamo ancora molta parte di udienza, Presidente? No, un altro solo. Lei deve andare via? No, Presidente, affatto, purtroppo no. Abbiamo da sentire un'altra persona, basta. Sì, mi candido per Orofino poi, Presidente, quando Non lo so, mi era stato chiesto, si era messo in turno l'avvocato Sambataro per il suo assistito. C'era prima Tomaselli, mi pare. per l'uomo. Ma è da stamattina, da quando siamo arrivati, che sento parlare di Longo Alfio. Non lo so. Presidente. Il Ministero vuole sentire Tomaselli? Cioè, c'è stata consegnata da un difensore una lista degli assistiti che avrebbe avuto il piacere di esaminare o controesaminare. E tra questi c'era il Tomaselli Giuseppe, fa parte della schiera degli assistiti dell'avvocato Papalia. Quindi... Tomaselli Giuseppe allora. E allora Presidente, mi scusi. poi andiamo al pomeriggio. Alla ripresa. se finiamo con Tomaselli... Dico, è stato stravolto l'ordine alfabetico? No, non è stato stravolto. La verità è che gli avvocati di volta in volta hanno chiesto il prelievo, credendo noi che ciò avvenisse nel consenso tra tutti gli avvocati, quindi non è stato stravolto affatto. Io non avevo chiesto, di fatto è stato stravolto. Dico, appunto, Di fatto è stato stravolto, Sì. quindi non... No, dicevo questo, Presidente, io le segnalavo una situazione quando il mio assistito intende sottoporsi ad esame. Chi è? Madonna Giuseppe. Accade che stamattina si è assentato perché è stato tradotto presso il centro clinico di Messina, in quanto stanotte è stato colto da una leggera crisi cardiaca. Probabilmente nel pomeriggio non potrà reggere l'udienza. Quindi eventualmente dico, se questo esame si prevede, gli adempimenti dell'esame possono andare avanti fino a domani mattina. No, oggi si cioè deve... vuole renderlo subito il signor E Madonia. poi così rinuncia all'udienza e va via, per questo. Allora possiamo sentire prima Tomaselli E questo. e poi
e poi il signor Madonia. La pausa non ho capito. No, non si fa pausa. Presidente, chi dobbiamo esaminare? Allora, per favore, la comunicazione sulla 1, 2, 3, 4, la quinta cella, la prima grande alla mia destra. Presidente, mi scusi, sono Quattrocchi Alfredo. Il mio avvocato... silenzio, per favore. Posso parlare? Sì. Oh, sono Quattrocchi Alfredo, io non pago l'avvocato a non rispondere. Il mio avvocato non c'è. No, non si è sentito. Non si è sentito. Oh, torniamo a lei. Sono Quattrocchi Alfredo. Essendo che il mio avvocato non c'è, io non pago la facoltà di non rispondere. Lei è il signor? Quattrocchi Alfredo. Ha difeso l'avvocatessa Giannissi. Chi era, mi scusi, l'avvocato, il difensore? Salvatore Paolo. Va bene, signor Tomaselli? Giuseppe. Lei intende rispondere alle domande, intende sottoporsi all'esame, il pubblico ministero può procedere. Come si chiama prima? Dopo chi c'è già? Scusate un C'è attimo. Longo che è il primo di tutti qua. Longo dici che sì, io non ho dato difficoltà. No, ma se si inserisce una mia me ne posso andare. No, ma avvocato, perché io ho capito che lei aveva ceduto il posto. Che ci sarà. Scusa, mi dico, ma qual è l'ordine che stiamo seguendo? Anche se allora regoliamoci, non è così. Sarebbe un ordine alfabetico, però con alcune richieste. Sì, dico, ma se ci sono le richieste ditele prima in modo che non ci regoliamo, perché sennò poi siamo... Presidente, mi scusi, per darci un ordine, dico dopo la È stato posizione... chiesto l'esame dell'imputato Madonia e procediamo. È stato chiesto l'esame dell'imputato Madonia. E poi basta, certo, a voglia. E poi sì, si fa pausa. No, avvocato. Perché mi è stato fatto presente che... Come? Certo. Come? Non ho capito, avvocato Ci sono 3 avvocati, non sono 2. Tomaselli, Madonia, se aggiungiamo Longo, mi dispiace, ma mi è stata rappresentata un'esigenza particolare per Madonia. Allora, rapidamente, signor Tomaselli. Signori, se ci sono problemi, il signor Tomaselli può tornarsene al suo posto. Sentiamo il signor Madonia per questi suoi problemi di salute e subito dopo il signor Guardo, perché da quando siamo arrivati che si parla di Longo Alfio. Quindi... Presidente, io ho problemi se l'avvocato Zambatara la luce. Non ho capito. Per quanto mi riguarda, avevo chiesto la cortesia dei signori pubblici ministeri. Ora si inserisce l'avvocato giustamente perché io non posso andare al pomeriggio. Va bene, allora signor Tomaselli, faccia la cortesia. Oggi pomeriggio ci rivediamo, pazienza. Il signor Madonia. Signor Presidente, però io vorrei segnalare che ci sono delle esigenze nell'ufficio del pubblico ministero che vanno dimenticate. Perché se voi continuate a segnalare io sospendo l'udienza e ci rivediamo alle 15:30. Se ci consente di avere 5 minuti anche per questo, perché noi abbiamo un certo ordine, chiaramente, signor Presidente, quindi per noi non è la stessa cosa fare prima l'uno poi l'altro a seconda delle richieste che man mano ci vengono fatte. Noi possiamo ascoltare tutte le richieste, però abbiamo anche delle necessità. Quanto tempo ha bisogno il pubblico ministero? Possiamo iniziare. Grazie. Madonia. Presidente, scusi, nel pomeriggio a che ora riprende l'udienza? Siamo alle 1:30 di sospensione, avvocato, calcolo. Se finiamo alle 14:30 riprendiamo alle 16. Presidente, con la presenza dell'ufficio dei signori assegnati al testimone comunico che gli stessi non si vogliono sottoporre all'esame. Assegnate tutti e due? Sì, e Fistone. Che cosa gli dobbiamo fare? Vedo la palestra da fare rispondere.
buongiorno. Che fa? Come segni che fa? Vi ringrazio comunque. Un paio d'ore c'è il No, non lo so chi ce l'ha. Un po' di attenzione per favore. Madonia Giuseppe intende rispondere alle domande su Madonia. Allora il pubblico ministero può procedere. Dottor Marino, mi scusi se io No, ma non c'entra. Mi avevano portato al centro clinico perché stanotte ho avuto un infarto e per essere interrogato da voi altri ho messo la firma per uscire perché non mi volevano far uscire dal centro clinico, quindi io non posso stare qua più. Va bene, signor Madonia. Senta, signor Madonia, lei conosce Castelli Salvatore? Sì, lo conosco. Quando l'ha conosciuto? Ma l'avrò conosciuto negli anni 80, 81, così. In che occasione lo ricorda, signor Madonia? L'ho conosciuto negli uffici dell'impresa Graci. L'occasione, lei come mai si trovava presso gli uffici dell'impresa Graci? Ma io nel 1970 mi sono diplomato e quindi cercavo lavoro, non potendolo trovare ho trovato il lavoro nell'impresa Graci e sono andato a lavorare là, dove ho lavorato dal 70 al 74. E poi nel 74, in seguito a diverbi con l'ingegnere capo dell'impresa Graci, dottor e ingegner Ferracuti di Messina, mi sono licenziato e me ne sono andato e mi sono fatto delle macchine io e quindi lavoravo anche per conto dell'impresa Graci nei trasporti delle inerti e quindi mi recavo mensilmente negli uffici dell'impresa Graci per riscuotere le fatture. E c'era questo Castelli là. Senta, e l'ha frequentato poi successivamente lei il Castelli? L'ho frequentato io a Castelli perché lui mi disse che gestiva un lido e un bar a lungomare di Catania. La Posata si chiamava, non lo so. Il lido o il bar? Era il lido e il bar lì dentro. D'inverno funzionava solamente il bar e quindi mi invitò un paio di volte a mangiare là a pranzo con lui, gestiva questo lido e conobbi in quell'occasione la signora Strano. La signora Strano era la convivente, l'amante, aveva lasciato il marito, non so chi era, e si era messo con Castelli. Conobbe pure la mamma di questa signora Strano e il fratello che era un medico, delle persone ottime, delle bravissime persone. E siccome se ne erano accorti che il Castelli si ci stava mangiando la posizione alla figlia, perché la mamma aveva fatto 3 ville alla Posata. Un po' di silenzio in aula. E il Castelli già gli aveva fatto vendere la villa della signora Castelli, convivente sua, e si ci mangiava questi soldi e si stava facendo vendere anche il lido, perché gestiva anche il lido, si ci stava mangiando tutto. La mamma, poverina, signora Strano, e il medico che è il fratello, che può chiamare lei e vedere se è così, mi pregavano a me di parlare con questo Castelli, di lasciare questa signora per farla ritornare col marito, perché lui, Castelli, era sposato, aveva lasciato i figli e la moglie e si era messa con questo. Questo in che anno, signor Madonia? E nell'80, 81, così. Io parlavo con Castelli, ma con Castelli non si poteva mai parlare, perché Castelli era un individuo che dalle 7 di mattina era sempre ubriaco perché era alcolizzato, beveva GB dalla mattina alle 7, all'indomani mattina alle 6:55, non aveva mai un momento di normalità questo qua, era sempre
ubriaco, era alcolizzato, poi pesava 20 grammi, quando si beveva già 2 whisky lui già partiva, era fatto, E quindi questi rapporti ho avuto con Castelli, altri rapporti col Castelli io non ne ho mai avuto. Fino a che anno lei ha avuto modo di incontrarlo? Fin quando io sono caduto latitante, 19 ottobre del 1983, io l'ho visto a Castelli. Lei poi per quanto tempo è stato latitante? Per 9 anni. Senta, e Dino Aiello l'ha conosciuto? Dino Aiello io non lo conosco, conosco come che è suocero e genero del Graci, mentre conoscevo il Graci, perché io ci ho lavorato da Graci 4 anni sia a Gibellina nella ricostruzione del terremoto, sia ci ho lavorato in Campagna. Campagna dove? In Campagna è vicino a Raddusa, sono diversi feudi accorpati, si chiama azienda Graci, però i feudi sono e soprattutto lavoravo con la mamma del Graci, cioè accompagnavo la mamma una volta al mese a fare i conti con i pecorai. Mamma che era una signora all'antica, quindi si applicava nelle 1000 lire, nelle 100 lire, si bisticciava col pecoraio per 1000 lire, 2000 lire, e il figlio mi diceva fammi la cortesia, c'è già il pecoraio, non si bisticcia con mia madre che per 100.000 lire, che poi magari glielo do io di nascosto al pecoraio, l'importante è che lascia mia madre contenta. Quella era contenta quando ci rubava le 50.000 lire al pecoraio. Tutto questo, cose che poi io non ho voluto fare più. Io poi sono andato nel cantiere ho avuto questo discorso, questa discussione con questo ingegner Ferraguti, che aveva preso posto subito dopo, ingegner Ferraguti, e poi c'era quello che comandava tutto, era l'ingegner Rosselli, fratello del famoso ammiraglio Rosselli di Roma. Ebbe questo discorso, questa discussione, perché dormivamo nelle baracche, quindi io mi ero sistemato una baracca di legno, ero un anno là, mi avevo sistemato questa baracca con un lettino, me l'avevo fatto discreto per poter dormire e non morire da caldo. Arriva l'ingegnere e voleva questa baracca perché ci doveva dormire lui, a che ci ho detto qua è un anno che io ci dormo io, quindi io non glielo do. Il signor Graci diede ragione a lui e io mi sono licenziato, me ne sono andato. Senta, il Graci aveva proprietà ad Aidone? Dove? Aidone. E queste sono. Questa si chiama Aidone, ma ricadono sul comprensorio di Raddusa. Di Raddusa. Senta, signor Madonia, lei ha conosciuto un certo Franco Romeo? L'ho conosciuto 2 o 3 volte, l'ho visto perché aveva un negozio di abbigliamento sotto dove abitavo io, in Viale Vittorio Veneto. Come si chiamava il negozio? Non lo so, perché io solamente una volta ci ho comprato, anche perché questo Franco Romeo io non mi piaceva come persona. Perché c'era una ragione particolare, signor Madonia? Ma era un tipo arrogante, era un tipo... non mi piaceva, quindi non ci compravo mai niente. Ci ho comprato una volta solo una camicia perché io passavo da lì e entra, ti faccio vedere il negozio. Sono comprato una camicia e via. Senta, il Franco Romeo sa se è ancora in vita? No, Franco Romeo poi io ho letto che è morto. Morto come? È stato ucciso nel bar Leonardo da Vinci, assieme a un maresciallo là. Maresciallo Agosta. Senta, e lei il Romeo l'ha visto mai in presenza di Castelli? Mai, mai. Questo Castelli dice fesseria. Io mai ho visto Romeo con Castelli, anche perché a Romeo non l'ho visto mai da Graci io. Veda, quando dice Castelli si vede che è bugiardo, dottore Marino, mi creda, e ci spiego il motivo, perché veda, innanzitutto il Castelli quando di principio mi comincia a accusare che io sarei qua, io sarei là,
Poi se lei legge le dichiarazioni, l'interrogatorio del Castelli nel processo Santa Paola +3, alla domanda del Presidente del Pubblico Ministero dice: io di Madonia non so niente. Dice: ma niente di che cosa? Dice il Presidente. Dice: non so né cose lecite nemmeno cose illecite. Castelli è bugiardo. Io ho fatto sempre le rinunzie perché non me la sentivo di venire qua stando in un altro carcere, però ho fatto sempre richiesta al Presidente di farmi ascoltare questo Castelli, perché volevo chiedere a questa Corte di mettermi a confronto con questo Castelli, perché più bugiardo di lui non esistono persone. Castelli, quando dice che io ho presentato a Santa Paola a Graci per farlo proteggere, dice le fesserie più grandi del mondo. Io conosco Santa Paola prima di conoscere lui, perché dovevo andare a chiamare a lui per conoscere Graci? Non l'ho capito questa qua, io non lo capisco questo qua. Poi io da Graci ci ho lavorato manualmente, ci sono testimoni. L'ho detto nel processo Leopardo ed è stato chiamato a testimoniare. Colui che si occupava dell'azienda agricola e quindi mi vedeva manualmente caricare il vino nelle macchine, nei camion, non mi vergogno a dire, ci lavoravo manualmente. Se lei chiama il signor Vincenzo Trovato, che allora gestiva questa azienda, per facilitare per trovare questa persona, è l'attuale suocero dell'attuale procuratore della Repubblica di Enna. Chiamiamo questo signor Vincenzo Trovato e vediamo se io non ero uno che ci lavorava manualmente in quell'azienda. Senta, lei ha conosciuto il ragioniere Macaluso all'azienda Graci? E come no, l'ho conosciuto. Era lui che pagava le fatture. In che epoca quindi l'ha conosciuto? Ma io l'ho conosciuto quando ho cominciato a lavorare là, ma non era nemmeno ragioniere questo, era maestro. Era lui che pagava, cioè lui doveva avvistare le fatture per poi pagare, e poi io facevo viaggi a pregare, me le faccia pagare, mi diano a conto, mi dia qua, mi dia là, perché non pagavano mai. Senta, lei ha detto di aver conosciuto il Santa Paola, sì, Benedetto intende? Sì, Benedetto. In che anno? Ma veda, io Benedetto Santa Paola l'ho conosciuto negli anni 63, 64, 65, cioè 30 anni e più passati, perché io ho abitato sempre a Catania. A quei tempi, nel 1963, 64, 65, mica era come oggi che ci sono le discoteche, se ne vanno a ballare, non esistevano queste cose a Catania. E quindi gli unici locali che esistevano a Catania, dove noi giovani studenti andavamo a passare il pomeriggio, era il bar Finocchiaro di piazza Giovanni Verga, e più avanti poi hanno aperto la Posada, più avanti sulla destra, e quindi frequentavamo quei locali che frequentava anche a Santa Paola, frequentava pure lui. Quindi la sera lo vedevamo, questo Santa Paola, persona allegra, perché io frequentavo la squadra di rugby, allora si formò la squadra di rugby che la formò l'onorevole Benito Paolone e un certo Costarella, che era un anziano che aveva una pellicceria in via Etnea, e quindi io frequentavo questi ragazzi del rugby. E anche lui frequentava quei due locali là, c'erano i tavoli in piazza Giovanni Verga, ci sedevamo là, e così ho conosciuto Santa Paola. E il Santa Paola lei l'ha mai incontrato da Graci o in proprietà di Graci? No, io no, mai l'ho visto. No, ma le posso dire una cosa però, guarda, io conosco bene Graci perché buonanima, perché è morto Graci, Graci non era un tipo che amava queste persone, assolutamente, e non solo non le amava, ma era tacciato pure Graci che era uno che faceva le denunce, e quindi io
mi pare impossibile tutto quello che dicono che questo Graci con queste persone. Senta, lei Calderone Antonino l'ha conosciuto? Sì. In che epoca? Da bambino, tutti i fratelli Calderone, tutti e due, Pippo e Nino. Da bambino eravamo amici di famiglia con mio padre, lui erano amici di famiglia. Fino a quando si è frequentato? Guardi, io ho frequentato di più, io avevo un distributore di benzina, quindi la mattina passavo di là per andarmene a lavorare e mi fermavo e c'era lui, Nino, oppure c'era Pippo. E poi lui, Pippo, la buonanima di Pippo, si bisticciò con questo suo fratello, con questo Nino. E questo Nino se ne andò, mi sembra, a Taranto, se ne andò da Catania, il fratello, quando si bisticciarono col fratello, se ne andò a Taranto in un fratello della buonanima di Salvuccio Marchese, che lavorava, se non sbaglio, nella Marina, era nella Marina civile, militare, non lo so cos'era, e con suo fratello erano bisticciati. Fino a quando si è frequentato con il Nino Calderone? Guardi, io con Nino Calderone mi sono frequentato fino a quando è morto mio padre, è venuto al funerale di mio padre Salvuccio. Salvuccio chi? Marchese. Poi ho incontrato Nino, mi ha fatto le condoglianze. Io poi, quando è morto suo fratello, sono andato a fare condoglianze per il suo fratello, perché eravamo amici di famiglia con questo qua. Quindi fino a che epoca più o meno? 78. Senta, suoi parenti o affini hanno lavorato per Graci in aziende del Graci? Mio cognato. Come si chiama? Tusa. È ancora in vita? Lavora da Graci ancora. Lavora. Adesso non lavora più per Graci, lavora per il curatore fallimentare, è quello che manda avanti l'azienda. Fino a quando ha lavorato? Da quando a quanto? Lavora ancora là. Lei ha detto adesso ha cambiato amministratore. Essendo sequestrata la proprietà, sì. Capito. So così, adesso l'amministra il tribunale. Senta, e da quando ha lavorato per Graci? Appena me ne sono andato io dalla campagna c'è entrato lui, quindi le parlo, non lo so se è stato verso il 74. Comunque appena non ci sono andato più io c'è andato mio cognato. Giuseppe Ferone l'ha conosciuto lei? No, non so nemmeno chi è Ferone. Viola Francesco? No. Liborio Trainito? No, lo conosco perché è venuto a testimoniare in diversi processi miei dove sono stato assolto sempre. Ciulla? Ciulla no, non lo conosco. Guardi, quando è venuto qua, l'abbiamo sentito là, non lo so. Questo Ciulla che dice che mi ha conosciuto, io a questo Ciulla non l'ho mai visto né conosciuto, se no non avrei niente da incontrare a dire, perché io sono un tipo che se lo conosco uno dico lo conosco, perché d'altro canto se lo conosco lo conosco. A questo non lo conosco. Di Ciulla io ho conosciuto solamente un veterinario del mattatoio di Catania quando faceva il macellaio. Senta, lei in più occasioni, per quello che ricordo io, sin dall'udienza preliminare, ha reso le dichiarazioni su Gran Cagnolo Carmelo. Sì. Quando l'ha conosciuto il Gran Cagnolo? Guardi, Gran Cagnolo io l'ho conosciuto negli anni 74-75. Gran Cagnolo, e lui a Torino
Intanto me lo ritrovo in tutti i processi a questo Grancagnolo. Ho avuto fatto un processo a Palermo per associazione droga e chi mi ritrovo come pentito Grancagnolo, Pattarino, sempre i soliti me li trasportano per tutta l'Italia. Ho chiesto il rito abbreviato, il dottor De Francisci chiede il proscioglimento per il 74 e la condanna per l'associazione, cosa che è stata accolta dal Presidente. Me lo ritrovo di nuovo, sempre questi, pentiti nel processo Leopardo, e chi mi ritrovo? Pattarino, Grancagnolo, sempre i soliti, e sono stato assolto anche lì. Io Grancagnolo lo conosco dal 1974-75, l'avrò visto 3-4 anni. Grancagnolo, dottore Marino, io mi meraviglio che questo non lo so se poi è vero, perché a me non mi costa, ma per quello che lo conosco io, Grancagnolo è un magnaccia, uno che aveva una donna e sfruttava questa donna. Lui quando dice qua a Torino, gli chiedono perché lo chiamano Sucasango, è giusto? Sì, questo lei l'ha già... No, dottore Marino, parliamone, perché dobbiamo smettere che questo Grancagnolo mi perseguita in tutti i processi, a me la dobbiamo smettere una volta per sempre. Io però le avevo chiesto innanzitutto quando l'ha conosciuto. Io ho detto nel 74. E l'ho conosciuto nel bar di Viale Vittorio Veneto a proprietario Foti, signor Foti. Il signor, questo Grancagnolo, faceva il magnaccio, aveva una donna che si chiamava Pina, trapanese, e la faceva prostituire per lui andasse a comprare i cavalli. La donna, quando non era fuori a prostituirsi, abitava nella pensione Aiello Antonino di Viale Vittorio Veneto 31, terzo piano. Questa l'ho conosciuto io là in questa pensione, io non ero sposato e quindi potevo frequentare questa pensione, e frequentavo anche questa donna che piangeva sempre perché ci toglieva questo anche i soldi per comprarsi un paio di calze, e ci regalavo io qualche 50.000 lire perché mi faceva pena. Una volta lui mi prese sotto l'ascensore di questo palazzo antico e mi minacciò dicendomi che io non mi dovevo accompagnare con la sua donna, e ci si sente: ma tu fai un mestiere, perché proprio con me e non con tutti te la prendi, sei geloso di cosa? Dice: ma siccome tu mi conosci, perché nell'ambiente di queste persone, nel loro ambiente, se ci va, se si accompagna uno che conosce lui con la sua donna, è una cosa brutta. Vabbè, se non mi ci accompagna più, lascia stare, lascia perdere, cosa che non è venuta, perché io quando la incontravo, se la incontravo, mi ci accompagnavo. Quindi non c'è niente. Quando lui dice, poi la fesseria che dice, veda, è venuto ha dichiarato al Leopardo che lui questo chilo di robaccia gliel'avrei dato nel paese di Regalbuto, poi si corregge a processo e viene a dire a Val Guarnera. Adesso a Torino, a domanda specifica dell'avvocato, dice nella provincia di Enna, non so il paese. Il bugiardo deve avere sempre una tesi, perché sennò si scopre subito. Io nell'88, nell'89, non so quanto dice lui, non ricordo in questo momento, io ero fuori, io qua non c'ero, e non mi sarei spostato per il signor Sucasangue per queste porcherie. Se le ha fatte lui, non le ho fatte io queste cose. Le volevo dire che lui, quando ha chiesto l'avvocato, gli hanno chiesto perché ci dicevano Succhiasangue, lui dice che si era andato a vedere un film, guarda che memoria, si era andato a vedere un film di Dracula e allora l'hanno chiamato Succhiasangue. Non è vero, si chiama Sucasangue in catanese, a Catania si chiama Sucasangue coloro che sfruttano le donne. Questo è il suo soprannome. Lei fino a quando l'ha incontrato?
Ma io l'avrò visto fino al 76, perché poi io me ne sono andato, quindi non l'ho visto più. Francesco Mangion, lei l'ha conosciuto? Guardi, io Francesco Mangion l'ho conosciuto nel carcere di Pianosa. L'ho visto là che abbiamo fatto un colloquio assieme, ho sentito chiamare Mangion Francesco. Poi siamo stati al carcere di Portazzurro 4 giorni assieme, assieme a un altro catanese, c'era un certo Cipolla, io li ho trovati là allora. E poi l'ho conosciuto nel carcere di Brucoli, dove siamo stati nella stessa cella per 7 mesi. Il fratello Giuseppe Mangion? No, io non li conosco questi qua. Claudio Samperi. E chi è? Io mai visto. La mamma so chi era. E non c'è niente da ridere, so chi era perché aveva la mamma Rosetta, aveva il negozio di fiori in piazza Giovanni Verga e quindi si sapeva chi era Fioraio. Interessa al pubblico ministero? No, non l'ho neanche chiesto. Lei si limiti a rispondere alle domande. Signor Presidente, se devo dire... Signor Madonia, lei si limita a rispondere alle domande se intende sottoporsi all'interrogatorio, poi può fare tutte le dichiarazioni che vuole, ma in altre cose... L'ho risposto come conoscete? Non credo. Leonardo Messina, lei l'ha conosciuto? Io, Leonardo Messina, ho detto sempre che l'ho visto 2 volte nella mia vita, mentre lui dice 4 volte. Io mi sono meravigliato perché lui era teste qua vostro. Come mai non l'avete chiamato? Perché non lo so, perché Leonardo Messina nel Leopardo ha detto che non aveva mai sentito dire che Madonia Giuseppe aveva lavorato mai con la droga. Queste sono dichiarazioni di Leonardo Messina. Pensavo che l'avreste portato qua, non l'avete portato. Senta, e Paolo Severino lei l'ha conosciuto? Paolo Severino? No. Ma Paolo Severino è un pentito? Sì, non che lo conosco, l'ho visto testimoniare a Leopardo, ma lui dice di non conoscermi, che è la verità, non l'ho mai conosciuto io questo. Come devo continuare? Quando è stato catturato, Madonia? Il 6 settembre del 1992 alle 10:30 di mattina, era domenica. Dove? Tra Vicenza e Longare. Lei ha conosciuto Luciano Liggio? No. Se l'avesse conosciuto me l'avrebbe detto. E perché non ce lo dovevo dire, dottore Bertoni? Lei ha conosciuto un tale Gaeta che lavorava da Graci o comunque... È mio zio, come non lo conosco. Che lavoro faceva prima di essere assunto da Graci? Chi? Gaeta. L'agricoltore sempre. Ma faceva l'agricoltore da Graci. C'è qualche altro Gaeta che aveva un negozio di macelleria a Catania? E quello era, sì. Quindi faceva prima il macellaio, prima di... La moglie. La moglie. Lui faceva sempre l'agricoltore. Lei poc'anzi, quando le è stato chiesto se nella azienda Graci lei avesse mai incontrato Santa Paola, ha risposto che Graci non amava queste persone. Sì. Cosa voleva dire? Graci, per sua natura, tutto quello che succedeva faceva le denunce. Ecco. E quindi non amava né queste persone. Quali persone? Nel senso imposizione di persone, oppure di persone che potevano essere schedate come pregiudicate. Grazie, queste persone non... Perché, mi scusi, lei dice non amava queste persone perché le risulta che Santa Paola faceva imposizioni? No, a me non mi risulta niente, ma Santa Paola era uno che era... Stiamo parlando degli anni 78-79? Su tutti i giornali. A quell'epoca era su tutti i giornali nel 78-79? 78-79 non lo posso sapere, non lo so. Siccome stavamo parlando del periodo in cui lei
lavorava per Graci. In che periodo lavorava per Graci? Nel 70-74. Ecco, quindi noi ci riferivamo a quell'epoca. No, a quell'epoca no, ma l'epoca che si riferisce per quanto mi riguarda il Castelli sono gli anni 80. Sì, ma noi non stavamo parlando di Castelli, stavamo parlando del fatto che nel periodo in cui lei lavorava per conto o alle dipendenze, non ho capito bene. Quel periodo lui per esempio aveva dei cugini, loro dicevano che ci venivano cugini che erano gli Aronica. Cugini di chi? Di Graci. Poi non so se erano cugini veramente, io non lo posso sapere. E per esempio questi Aronichi avevano passato dei guai, se la facevano con pregiudicati, e Graci diverse volte a me mi diceva che erano gentaglia e che non erano parenti sue e non dovevano avvicinarlo. Ecco perché le dico queste cose. Lei ha detto che conosceva i fratelli Calderone. Sì. Questi rapporti con i fratelli Calderoni erano rapporti che nascevano soltanto dal fatto che lei utilizzava il distributore di benzina? No, io e Calderone li ho conosciuti da bambino, io ero studente, 12 anni, 13 anni, 10 anni. Che titolo di studio ha lei? Come? Che titolo di studio ha? Diploma. Di che cosa? Perito meccanico. Allora? E quindi erano amici di famiglia di mio padre. E giocavano tutti i pomeriggi a 3-7 col fratello grande. E lei, dico, si è sempre frequentato con queste persone? Come? Dico, si è frequentato con queste persone? Certo mi frequentavo. E lei ha parlato? Loro venivano a casa di mio padre la sera, mio padre aveva la sorveglianza, il fratello veniva là, si mettevano a giocare, ci faceva compagnia, certo. Nel 60 per esempio è venuta mia sorella, c'ho una sorella io in America sposata che se n'è andata da bambina e ha voluto andare da Padre Pio e siamo andati tutti da Padre Pio, compreso tutti e due i fratelli Calderone. Cioè siete tutti religiosi, devo supporre? Sì. E quindi lei continuava a frequentarlo negli anni successivi i fratelli Calderoni? Li ho continuato a frequentare, sì. Fino a quando? Fino al 78 io sono sicuro, poi il fratello Pippo Bonanima è morto e quindi... E lei li frequentava con che, diciamo, periodicità? Ogni giorno, 2 volte alla settimana? E ci andavo, io per esempio mi frequentavo moltissimo con... Marchese, con Salvuccio, quindi Salvuccio se dovevo passare dal rifornimento io ero con Salvuccio e quindi vedevo anche dove abitavano i fratelli Calderoni? Via Etnea. A che altezza? A che altezza? Di fronte c'è il bar, c'era il bar, io ho 13 anni che manco, quindi c'era un bar con una ruota, un timone navale, comunque più o meno possiamo dire di fronte alla posta centrale, più o meno? Prima, sul lato opposto. Grande, un portone grandissimo, sulla sinistra così si prendeva sulla sinistra, c'erano le scale e abitavano sullo stesso pianerottolo. E lei non ha mai saputo, era in rapporto di confidenza con i Calderoni? Per quello che può essere la confidenza fra persone più grandi di me e io più piccolo. Lei non ha mai saputo che i fratelli Calderone, o comunque il più grande, ha ospitato Luciano Ligio a Catania? No, non me l'avrebbe detto a me, anche perché mentre col fratello Pippo c'era la conoscenza, ogni tanto ci andavo a mangiare a casa, lui mi invitava perché era senza patente, io passavo di là, mi faceva, dice prima di andare a lavorare, accompagnami alla pescheria che compro la trigliola, lui si comprava, mangiamoci e poi te ne vai. Mentre con Nino nei miei confronti non aveva molta stima, cosa che ha detto in diversi processi. Quindi lei non ha mai saputo che Luciano Ligio era stato ospitato? Nemmeno a me me l'avrebbe detto. E poi